Mi complimento con le forze dell'ordine per questa importante rettata che hanno fatto su Vicenza. Purtroppo questo è un territorio dove spesso e volentieri ci sono spacciatori, si dividono addirittura i territori come la mafia, quindi zone destinate ai nigeriani, altre ai gambiani. Una cosa vergognosa purtroppo. Oggi abbiamo assistito a questi arresti, ci auguriamo che la magistratura faccia il suo corso, ma quello che manca all'interno di questo paese è la certezza della pena, perché io sono sicuro che questi spacciatori tra qualche giorno, se non tra qualche settimana, saranno di nuovo fuori e noi non possiamo più tollerare che ci siano delle persone che vendono morte, che continuano a girare tranquillamente sulle nostre città. Bene quello che è capitato questa mattina, benissimo la retata, adesso il problema però è che chi è stato arrestato, chi è stato oggetto questa mattina della retata non si ritrovi fra qualche giorno, fra qualche settimana di nuovo a Campomarzo a spacciare, perché poi il problema è sempre questo, il rischio è che ci siano gli arresti ma che poi non ci siano le persone che vengono custodite e mantenute in carcere o a cui comunque viene proibito e impedito di continuare la loro attività criminosa.